È un progetto al quale abbiamo creduto come comune e soprattutto come SMAP, come associazione. Lucasicolo oggi non poteva mancare con il suo prodotto principe, con un alimento importante che è appunto il principe della tavola, che è l'olio extravergine d'oliva. Siamo presenti, sono presente come sindaco in rappresentanza dell'amministrazione comunale, ma soprattutto della comunità di Lucasicola che mi pregio ed onoro di rappresentare. È un evento importante dove vengono valorizzati tutti i prodotti, sia dal punto di vista alimentare ma soprattutto dal punto di vista turistico, dal punto di vista naturalistico, e quindi invito tutti a venire in Sicilia, a venire a visitare Lucasicola, la provincia di Agrigento con tutte le sue peculiarità, perché offre tanto e soprattutto è molto accogliente. Vi aspettiamo. Sono lusingato come sindaco di essere qua ed è un comune all'interno della SMAP. La SMAP che è il soggetto promotore di questo progetto. Inoltre sono il vicepresidente della SMAP e sono onorato doppiamente di essere in questa veste. Questo progetto è stato presentato alla BIT di Milano e oggi prende forma qua al 70° congresso degli essonologi. Per noi è qualcosa di importante dare vita a questo progetto. Il progetto consiste nel rappresentare quali sono i prodotti, soprattutto dei Montesicani, quindi quando parlo dei prodotti parlo di San Giovanni, Cammarata, Santo Stefano Quisquina, Castronovo, Bivona, Bisacquino, Ribera, arriviamo dalla montagna al mare, dal mare a Bisacquino. Diciamo che copriamo una grande zona. In buona sostanza, anche da studi effettuati, risulta che dal buon cibo c'è anche il risultato della lunga vita, quindi come viene intitolato il progetto, le vie del cibo e della lunga vita. Nei Montesicani abbiamo un'alta percentuale di longevi. Per rapportare un piccolo esempio, nel mio comune, un comune di 7.500 abitanti, abbiamo circa 350 unità dagli 80 ai 90, dai 90 ai 100 anni 130 persone e gli ultracentenari sono quasi 10. E la cosa che bisogna rappresentare è che la maggior parte sono di sesso femminile e considerate che in una piccola comunità già avere ultracentenari, e parliamo di 105 anni, 104, 101, 100 anni, è qualcosa di magnifico. Forse nelle altre parti del mondo inseguono la longevità, San Giovanni, come dire, tutti i paesi dei sicani, è la nostra normalità. Diciamo che la normalità, perché grazie al sano e al buon cibo, diciamo alla dieta mediterranea, di contro abbiamo la longevità della vita, e sono studi che realmente hanno dimostrato, e realmente ci sono queste persone che vivono tantissimo grazie al buon cibo. Vengono da tutte le parti della Sicilia, dell'Italia, San Giovanni a Cammarata per degustare i nostri prodotti tipici, e questo significa anche sviluppo per i nostri imprenditori, per i nostri ristoratori, ed è qualcosa di magnifico ed è importante che oggi si parte con questo progetto. Faremo degli eventi nei vari comuni dei Montesicani, non solo a San Giovanni, Cammarata, Bivona. Cercheremo un po' di interfacciarci con tutti i comuni che sono soci della SMAP per portare avanti questo importante progetto e cercare di accrescere sempre di più e aiutare i nostri imprenditori locali.